Nelle puntate precedenti, Ginetto sposa Pochette dopo aver salvato la vita di Canel numero 5, permettendo a Lord Micidial di avere l'appoggio della Chiesa e più chance per vincere le elezioni. Successivamente il vecchio Volpone mostra al figlio come svolgere i doveri coniugali con chiari esempi. Ma il cretino, nella sua prima notte di nozze, si limita a ripetere alla lettera gli esempi del padre, rovinando tutto. Ma tu sei un porco! Nel frattempo, grazie all'aiuto dell'avvocato Scatarrutti, Pinocchio viene scagionato e, interrogato nuovamente, confessa il vero nascondiglio di Paolo Buonanima. Via Paolo Lucini 4, all'interno 6. Mario e Melanie si precipitano quindi a salvare l'ex direttore, ma vengono fermati dall'avvocato stesso, che rivela di essere la loro madre. Io sono vostra madre. E ora, dopo questa notizia pazzesca, guardiamoci un'altra spumeggiante puntata di Mario, sempre e solo con i fratelli Peluria. Ho vinto! Questo ho vinto! 4 e 1 Io ho vinto! 4 e 2 9! Caprone! 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 Credete! Ho vinto. Non so come dirvelo. Io sono vostra madre. Che pazzito. Avvocato, ma che stai dicendo? Ma che col fatto che è stato chiuso in auto le è andata una vena di traverso, storto per dritto, eh? Lo so che vi sto dando una notizia mostruosa, ma io non posso rischiare di perdervi ora che vi ho ritrovato. Mi sono preparato un discorso che ora vi leggo. Io non volevo che tuo padre ti abbandonasse. Tu eri malformato, non ti si poteva guardare, eri piccolo come una pietra, ma io mi opposi con tutte le mie forze al tuo abbandono. Dopo un anno nascesti tu, Melanie, e dopo un altro anno Ginetto, ma io non potevo sopportare il peso di aver abbandonato il nostro primogenito e così lo minacciai. Minacciai di raccontare tutto, ma lui mi tolse la credibilità, trasformandomi in un uomo, grazie ai suoi dannati laboratori. Nonostante tutto, sono riuscita a starti vicino come avvocato. Quindi, ricapitolando, mio padre è l'uomo più spregevole del pianeta, mio fratello è scemo, la donna che amo è mia sorella e mia madre è un uomo. La mia vita è una merda! Una merda! Figlia mia, quanto mi sei mancata. Ma... Vi ho fatto riunire qui oggi per farvi capire a che punto siamo. Siamo nella merda, ragazzi. Ma la merda non è un punto d'arrivo per noi. È un punto di partenza. Sì, perché dalla merda nascono grandi cose. Ora, come sapete, oggi ci saranno le elezioni. E tutti voi sapete che cosa succederà se Ginetto dovesse vincerle. Mio padre lo userebbe come pedina e metterebbe in schiavitù questo paese. Ma c'è un grosso ma. Grazie a Pinocchio sono venuto a sapere il luogo dove mio padre tiene prigioniero Paolo Buonanima. Paolo Buonanima non è solo il mio padre putativo, Buonanima è il padre di tutti voi.
perché ci ha insegnato un lavoro, ci ha insegnato un mestiere, il mestiere di giornalista nel mio caso. Da quando è cominciata tutta questa storia io ne ho passate tante, troppe ne ho passate, ma sono ancora qui. Ieri ho anche conosciuto mia madre, sì, conosciuta. Sapete chi è? L'avvocato Scatarrutti. Eccolo. Sì, l'avvocato Scatarrutti è mia madre. Ora, se noi salveremo Buonanima, io sarò libero dalla sciabolata e libero di mandare in onda un servizio che sputtanerebbe mio padre dritto per dritto e gli farebbe perdere le elezioni. Io vi giuro, sulla testa di mia madre, che se questa storia finirà, io fonderò un nuovo TG, scevro da logiche politiche e finanziarie, con tutti voi al mio fianco. Però da solo non posso farcela, ragazzi. Ho bisogno dell'aiuto di tutti voi per liberare Paolo Buonanima. Quindi vi chiedo un ultimo sforzo. Siete con me? Sì, siamo con te, Mario. Sì, con te. Siete con me? Fino alla fine, sì, con te, Mario. Bene. Allora vi dico il piano. Ok, 2 minuti alla diretta. 120 secondi, no? Preferisco dire 2 minuti, Mario, Come mai? perché sono guarito Da cosa? dalla dipendenza da secondi. Eh? Dalla dipendenza da secondi. Occhio a non guarire troppo, Miki, perché i secondi sono importanti in questo lavoro, mi raccomando, Scusate, i cartoni con lo sponsor di oggi dove li metto? Faccia lei, stiamo lavorando, scusi, Che cazzo me ne frega a me? Ah, vaffanculo. Oh, che modi sono, scusa. Caffone, ragazzi. Miki, siamo d'accordo, Stasera alle 10:30, qui. 10:30, direi. 10:30. Ok, vai con lo sponsor. Questo programma è offerto da... Asini! Cretini! Che abusi! Che rumori! Che morti sul lavoro! Ah, questo è senz'altro il peggior cantiere a cui abbia mai assistito! E una merda va fatta anche a questo muratore precipitato che non mi pento di definire morto bianco! Ben detto, colonnello! Ma, colonnello, a cosa debbo questo suo feroce odio? La vecchiaia mi ha reso insofferente verso il mondo! Li ammazzerei tutti! Ah! So io cosa fa per lei! Lo scalino micidiale! L'odio è il tuo sentimento preferito? Vuoi far del male al prossimo? Scalino micidiale, lo scalino che danneggia in modo male. Gioite a programmare lo scalino micidiale in base all'effetto desiderato, come ad esempio caduta di stile. Ma vaffanculo sto cazzo da scalina! Caduta dei capelli. E caduta in povertà. Non c'è lavoro, siamo una famiglia poveri. E se non sapete come esprimere tutto il vostro odio, lasciate fare allo scalino micidiale e impostate il programma random. Scalino micidiale. E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Buongiorno dal Micidi al TG. Oggi alle 10 si sono aperti i seggi elettorali per le elezioni politiche. Noi, come sapete, siamo in par condicio, quindi non possiamo parlare bene di tutti i famosi. Il partito che sta raccogliendo notevoli consensi ed è il favorito per la vittoria alle elezioni. E non possiamo neanche parlare male di Onestà e Giustizia, la formazione politica priva di fondamento che non si caga nessuno. Va bene. Ci colleghiamo in diretta con Gio Cagnaccia per sapere come stanno votando gli italiani. Mi senti, Gio? Sì, Mario, grazie! Siamo davanti a un seggio per fare qualche domanda agli elettori e capire se hanno votato bene
Oh, male! Andiamolo a chiedere a una persona qualsiasi. Buongiorno Franco, come ha votato? Io ho votato bene, ho votato tutti i famosi. Bravo! Buongiorno! E lei come ha votato? Che mi stavo sbagliando, stavo votando onestà e giustizia. Poi, fortunatamente, mi sono reso conto dell'errore ed ho votato benissimo, guardi. Che suspense! L'abbiamo scampata bella! Bravo comunque! Come vedete, per ora tutto procede bene. Da Giocagnaccia Però è tutto... a me non mi chiede per chi ho votato, eh? Io ho votato per onestà e giustizia e ne vado fiera! Ma perché hai votato onestà e giustizia? E vabbè, succede. A te la linea, Mario. E mi raccomando, votate responsabilmente. Pazzesco, va bene. Andiamo avanti e vediamo attraverso una ricostruzione realistica cosa accadrebbe se vincesse onestà e giustizia. Oleandro Spatola. Cosa accadrebbe se le tue certezze crollassero? Dove è finito lo smog? Rispetto per l'ambiente. L'occupazione è salita all'80%! Stanno arrivando! Ma chi? I lavoratori! Aumento dell'occupazione. Ma dove sono i culi? E le tette, dove sono? Aumento del livello culturale. Non ci capisco più niente! Questo sistema... Dottore, sto male, dottore. Venga, non si preoccupi, ne facciamo tutti i controlli che vuole. Ma come? Non devo fare la fila. La burocrazia devo fare. Ma non devo pagare il titolo. Efficienza sanitaria. Ma così non va bene, però. Ma che dice? Venga. Onestà e giustizia. Un incubo a cui non siamo pronti. Dove sono i culi? Allora, Ginetto, com'è andata la prima notte di nozze con Pochette? Bene, ha detto che sono un porco. Un porco? Bravo il mio figliolo! Buon sangue non mente! Ora vai a votare. Sì. Sai per chi votare, giusto? Sì, mi piace molto il partito della X, perché è facile da votare. Ma cosa stai dicendo? Devi votare per te stesso! Ho capito. Ciao. Micidiale! Non vuoi capire, mia figlia ha chiesto il divorzio, Tuo figlio non ha compiuto i doveri coniugali. Che cazzo? Ma se mi ha appena detto che è un porco. Si è trombato una prostituta davanti a lei, capito? Vabbè, non mi preoccupa il divorzio. È una pratica lunga. Tanto domani chiuderanno i seggi e se vincerà Ginetto, tu potrai avere il tuo dannato spaghetto dotto. Madonna, meno male. E io potrò schiavizzare l'Italia intera. E tutti i famosi? Tutti i famosi è un bluff. No. Fortunatamente gli italiani sono così scemi e vanitosi da credersi. E poi che cazzo vuol dire tutti famosi? È una minchiata. Porca miseria, non ci credevo. Però lo spaghetto dotto non è una minchiata, eh? No, ma che minchiata. Andiamo avanti, dicevo, parliamo di sesso con la rubrica di Giocagnaccia, troppo piccante. Il primo amore non si scorda mai, a meno che non hai gravi problemi di memoria. Così recita un antico proverbio. Ma come vivono i ragazzi italiani di oggi le prime cottarelle? Andiamo a chiederlo ai diretti interessati per Troppo Piccante! Ciao ragazzi! Per Troppo Piccante vi va di raccontarci il vostro primo bacio? Bene, in realtà non c'è, stiamo insieme da veramente poco tempo, non c'è neanche stato niente di che. Magari vi è già scappato qualche bacetto? Ma no, Ivano mi viene a prendere a scuola, mi porta a casa
E poi mangiamo un gelato, tutto qui. Ma io dovete sapere che ho un fiuto particolare per le bugie e sono convinta che qualcosina in più c'è stata. Vero Ivano? Qualcosina in più, ma giusto proprio... Poi non so se lei è d'accordo, magari meglio non dirlo in televisione, no? Magari Isabella può tapparsi le orecchie per non sentire. Tappa le orecchie. E niente, io sua madre mentre lei sulla testa di un vecchio stentato e facevi a un cammello e facevi e si sforzava perché non riusciva a bene e si sforzava moltissimo. Non è che hai detto qualcosa di male, perché la mamma ci sente. No, la mamma la saluto tanto. Ciao mamma. Domani al cinema esce l'ultimo episodio della saga di Ugo tira l'altro a Edward Mani D. Vediamone un assaggio. Lo scienziato aveva lavorato alla sua creatura per tutta la vita. Edward! Ma la crisi non gli aveva permesso di completarla. Purtroppo non ho più soldi per farti le mani. Finché lo scienziato si ricordò, da un'idea che nessuno aveva avuto prima, Edward Mani di Mani. L'ultimo film di Ugo tira l'altro. Te le avevo fatte, ma me ne ero dimenticato, Edward. Ma vaffanculo! Bene, noi per oggi abbiamo finito. Vi lascio ricordandovi che Tutti i famosi è in testa, secondo i primi instant poll, e noi ci vediamo domani, come sempre. Dritto per dritto. Grazie. Siete pronti per riprendervi il controllo di questo TG? Sì! Allora, andiamo a liberare Buonanima dritto per dritto! Dritto per dritto! Sì! No, Mario, fermo! È lo scalino micidiale. No. Mamma, ti sei fatta male, mamma? Sì, no, sì. Mario, non pensate a noi. Ce la caveremo. Andate a liberare Buonanima. Ma non possiamo, dobbiamo aiutarli, scusa, non possiamo... Mario, vi saremo solo di intralcio. La mamma ha ragione, Mario. Andiamo noi, passiamo dal retro. Aspetta però, Jenny ci serve, non possiamo rischiare di farci scoprire. Jenny, te la senti? Sì, lo strutto di Larda mi ha salvato. Andiamo. Jenny, che fai? Muoviti, dai! Ma come incastrata? Ma ti sembra il momento di essere grassa adesso? Dai, muoviti, dai! Non vedi che sono incastrata! Senti, proviamo a togliere il giubbino, dai. Ok, ma questa porta non si apre più di così? Non lo so, però... Vai, dai, Jenny! dai, spingi! Vai! Spingendo! E non urlare! Ehi, Jenny! Vai! Niente, sei incastrata dritto per dritto nella porta incastrata. Ci stai rovinando tutto, lo capisci? Dai, andiamo, lasciamola qua, dai. Ma io non ci passo, Mario, e poi non possiamo lasciarla qua da sola così. Mi spiace, ragazzi, ma cacciata! Devi fare una liposuzione, devi fare, Jenny. Ecco cosa devi fare, sei grassa. Mario, tu vai, non pensare a noi. Io rimango qui con lei e provo a liberarla. Non pensare a noi, alla fine sono rimasto da solo. Mario.
Sta attento! Vai, spingi. Forza! Spingi! Forza! C'è nessuno. Che cazzo mi tocca fare? Al mio 3. 1, 2. Paolo. Figlio di puttana! Così impari a spingermi per le scale!